Nuovo scontro in Consiglio regionale durante la prima commissione sulle due proposte riguardanti la commissione d'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nella seconda ondata Covid. Una dalle opposizioni, l'altra dalla maggioranza. Il fatto che la maggioranza qualche giorno dopo, con una richiesta già depositata, ne depositi una sua, è un sopruso, per cui anche dal punto di vista del rispetto minimo dei rapporti tra maggioranza e minoranza non esiste, cioè non ci siamo. La richiesta fatta dalle minoranze chiaramente, come sempre, poteva essere emendata, modificata, in discussione. Qui siamo di fronte a una cosa completamente diversa, cioè alla maggioranza che pretende di farsi da sola anche le commissioni d'inchiesta, e questo per noi è inaccettabile. Altra cosa inaccettabile, secondo l'opposizione, è il fatto che la maggioranza vorrebbe rendere pubblica la commissione. Abbiamo proposto di rendere pubblica e così trasparente, a disposizione di tutti, in diretta streaming, la commissione d'inchiesta per il periodo Covid, trovando un'opposizione direi inspiegabile da parte del PD e da parte di una parte della minoranza. Noi invece chiediamo che nella commissione intervengano degli esperti, dei medici, delle persone del mondo sanitario. Se viene richiesta pubblicità, per noi nulla questio, il rischio, la sensazione è che si voglia trasformare in un talk show, per cui la tesi è: mettiamo Palù e Crisanti a confronto, magari invitiamo anche Floris se vuole venire a moderare, e a quel punto siamo a posto. Cioè abbiamo per un altro qualche settimana, magari sospendiamo la conferenza Marghera e partiamo con il talk show da Palazzo Ferrofini. Di opinione decisamente diversa il presidente della prima commissione. Evidentemente vuole gettare fango, getta discredito nella sanità del Veneto e nell'azione del presidente Zaia di questi mesi, ma non intende dare pubblicità, a quello che succede all'interno della commissione. Noi invece intendiamo essere trasparenti,